Stati generali dell'economia, Conte, Paese non può attendere, PD serve piano strutturato, 5 Stelle sì dialogo, no polemica. Dopo la maratona in aula, via libera al decreto scuola, Azzolina, ora le linee guida per il rientro a settembre, critiche le opposizioni. Dati positivi dal monitoraggio Covid, nessuna regione con indice RT sopra 1, ma dati Lombardia in crescita, vaccino influenza gratis per bimbi over 60. Calo della produzione, migliaia di esuberi, ArcelorMittal nel piano industriale pone le condizioni per restare, sindacati sul piede di guerra. Stati Uniti, nuovi video shock e manifestazioni antirazziste in tutto il paese, 1 milione di persone si preparano a sfilare a Washington. Vaticano, arrestato il finanziere Gianluigi Torzi, l'accusa di estorsione nell'affare della compravendita di un palazzo di lusso a Londra, altri indagati in segreteria di Stato. Buongiorno dal TG1, nel governo confronto in vista degli Stati Generali dell'Economia. Il forum per la ripresa convocato dal Premier Conte dovrebbe slittare di qualche giorno.